Minacciato, rapinato e vessato da un gruppo di bulli, 5 minorenni ed un maggiorenne sono stati denunciati, le accuse pesantissime, stalking e minacce, percosse e violenza privata, rapine e lesioni, è accaduto nell'Asolano. Baby gang, metal detector, ma anche lavoro e opportunità. Il presidente Stefani incontra gli studenti del liceo Canava e lancia il Consiglio regionale dei ragazzi. Siate protagonisti, l'appello. Maxi truffa delle vendite porta a porta, vittime 1200 anziani, l'operazione della finanza di Padova, i soldi usati per fare la bella vita tra vacanze esclusive e Ferrari, basi anche nella Marca. La squadra mobile di Treviso ha scoperto una casa di appuntamenti in pieno centro storico, 2 gli indagati, trema la Treviso bene, qui c'erano giri strani, dicono i residenti. Il parroco di Castagnole di Paese corre ai ripari dopo il raid dei furti nella frazione nei giorni scorsi, chiesa chiusa un paio di ore al pomeriggio, i fedeli ha fatto bene. Grave incidente stradale per la sindaca di Fontanelle Maurina Sessolo mentre rientrava da Trento, non è fortunatamente in pericolo di vita, a lei la solidarietà di sindaci e concittadini. Le due anime della Lega tornano a scontrarsi ieri sera al ring, duello senza esclusione di colpi tra Roberto Marcato e Stefano Valdegamberi su Vannacci e i suoi presunti rapporti con la massoneria dopo l'inchiesta di Report. È scomparso all'età di 79 anni Renzo Poletti, figura chiave nel movimento referendario di Lamon che negli anni 2000 portò il suo paese al centro del dibattito politico nazionale, lutto sull'altopiano. Anche una delegazione di imprenditori di Coldiretti Treviso oggi a Strasburgo in corteo fino al Parlamento europeo chiedono ancora una volta di difendere le produzioni europee, i consumatori e la sicurezza del cibo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, questi titoli. Ed ora la cronaca, 17enne minacciato, rapinato e vessato per mesi da un gruppo di bulli, 5 minorenni ed un maggiorenne sono stati denunciati, le accuse pesantissime, stalking, minacce, percosse, violenza privata, rapina e lesioni, è accaduto nell'Asolano. Teatro delle continue aggressioni verbali e fisiche, l'autobus che la vittima, uno studente 17enne, prendeva per andare e tornare da scuola. Un vero inferno per il giovane che tra maggio e giugno 2024 è finito nel mirino di un gruppo di bulli, 5 minorenni ed uno appena maggiorenne, compagni di scuola. Mi sembra che l'unico maggiorenne fosse un po', la mente, tra virgolette, della creazione di questo gruppetto di ragazzi che peraltro avevano anche creato una chat all'interno della quale si passavano dei messaggi, facevano dei sondaggi sempre nei confronti di questa vittima. Sondaggi macabri da toni pericolosi. Cosa facciamo oggi all'Emo? Lo picchiamo, gli rubiamo i soldi o ci tagliamo tutti insieme? Una vera e propria istigazione alla violenza. Ritenuto dal gruppo diverso, forse perché introverso o sensibile, sta di fatto che è diventato la pedina di un gioco crudele. Deriso, vessato, ma anche minacciato con un coltello per farsi dare soldi e cellulare. Una persecuzione costante, giorno dopo giorno. Fra gli episodi raccontati dal 17enne, quando i bulli hanno tagliato con la lama la cintura di sicurezza del bus su cui sedeva, per poi lanciargli con forza il gancio metallico contro la testa. Un vero clima di terrore. Il ragazzo per questo ha iniziato ad avere problemi psicologici. Si porta dietro ancora delle conseguenze sia dal punto di vista psicologico che con la difficoltà che si ha in questi casi poi a riprendere fiducia nei rapporti con i coetanei e anche dal punto di vista fisico purtroppo ha delle problematiche che sono diretta conseguenza del lungo periodo in cui ha sopportato appunto queste angherie da parte di questi ragazzi. Il 17enne ha iniziato a perdere peso, faceva fatica a parlare, così si è confidato con i genitori. Immediata la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Venezia ha chiuso in questi giorni le indagini a carico dei 5 giovani trevigiani tra i 16 e i 17 anni. Devono rispondere di stalking, minacce, percosse, violenza privata, rapine e lesioni. Mentre per il sesto componente della banda, il maggiorenne, la Procura di Treviso deve ancora notificare la chiusura delle indagini. Vicende come queste, spiega l'avvocato Nava, non possono essere risolte solo con aspetti di natura processuale. Quello che è importante è che vengano poste in essere nei contesti in cui i ragazzi vivono e si confrontano dei programmi
socializzanti o comunque dei percorsi anche all'interno delle scuole, dove si possa avere un centro di ascolto da parte di soggetti che sono qualificati come i psicologi, quindi non si può lasciare neanche agli insegnanti questo compito molto arduo, ma occorre che ci sia una sinergia tra famiglia, scuola e contesti sociali. Non solo bulli, il presidente del Veneto Stefani a tu per tu oggi con gli studenti del liceo Canova di Treviso. Da Treviso ha lanciato il Consiglio regionale dei ragazzi, ma ha parlato anche di metal detector nelle scuole, forze dell'ordine sui bus e imputabilità dei minorenni. Sono ragazzi straordinari e penso che ci sia bisogno di confrontarsi spesso con questi ragazzi, perché troppo spesso c'è una narrazione sbagliata sui giovani. Sembra che tutti i giovani siano dei criminali. Il 99% dei giovani sono ragazzi che studiano, che magari si adoperano al mondo del lavoro. Il presidente della regione Alberto Stefani a tu per tu con gli studenti del liceo Canova di Treviso, che lo hanno invitato a un confronto. La cronaca che racconta di bulli e violenti riguarda una minima percentuale di ragazzi, dice. I liceali trevigiani, un'ottantina, lo incalzano sulla sua esperienza di studente e politico. Fra l'altro una persona molto giovane, quindi vicina ai nostri ragazzi, appunto, che poteva dare molti spunti e molti stimoli, insomma, per darsi da fare concretamente. Stefani da Treviso ha lanciato il Consiglio regionale dei ragazzi, un paio d'ore dopo il comunicato del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enoch Soranzo, esattamente sullo stesso tema, e il dubbio che i meloniani l'abbiano diffuso per attribuirsi la paternità dell'idea prima che lo facesse il presidente è più che legittimo. Stefani tuttavia tira dritto. È un'iniziativa che mira a garantire una partecipazione giovanile a partire dalle scuole e quindi dare la possibilità a un Consiglio regionale dei ragazzi di poter lanciare proposte, idee, iniziative che poi vengono eventualmente accolte anche nel Consiglio regionale a tutti gli effetti. Ma c'è da fare i conti anche con quello che di male succede nelle scuole, su bus e corriere, episodi violenti, coltelli. Se sugli autobus scolastici il presidente propone di far salire forze dell'ordine e membri delle associazioni d'arma, il tema metal detector lo trova d'accordo, abbinandolo però alla prevenzione. Credo che garantire una maggiore sicurezza all'interno delle scuole possa essere una strada, soprattutto mappando magari gli istituti dove potrebbe annidarsi un maggiore rischio da questo punto di vista. Poi ovviamente nel rispetto dell'autonomia della dirigenza scolastica credo che sia importante fare la nostra parte, quindi lo faremo anche da un punto di vista di sensibilizzazione e di politiche giovanili. Ribadisce la volontà di istituire lo psicologo di base Stefani, che d'altro canto in tema di repressione è favorevole all'abbassamento dell'età di imputabilità dei minori. Io penso che una valutazione si debba in ogni caso fare, poi non è questo lo strumento che pone fine a questo fenomeno. Penso che però la criminalità minorile, visto che è in forte aumento, vadano offerte delle soluzioni concrete, non solo rieducazione ma soprattutto anche controllo e monitoraggio di questi soggetti. Troppo spesso nella fase di custodia cautelare o nella fase di esecuzione della pena questi soggetti mettono in pericolo altre persone. Non dobbiamo permettere tutto questo. Continuiamo con la cronaca. Operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un'organizzazione che truffava ed estorceva denaro ad anziane sole vendendo prodotti porta a porta. Oltre 1200 vittime in tutta Italia, 10 le persone indagate, arrestato il capo, la base operativa a Padova, società attive anche nella Marca trevigiana. Di sera posteggiavano le auto di lusso fuori locali esclusivi, di giorno venditori porta a porta che raggiravano anziane sole facendo firmare contratti truffaldini, imponendo loro di acquistare prodotti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale. Un'organizzazione a delinquere strutturata in grado di muoversi in tutto il territorio nazionale, quello sgominato dalla Guardia di Finanza di Padova che ha indagato 10 persone. In carcere la mente dell'organizzazione, 2 persone ai domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora, tutti padovani. La procura ha disposto il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma avevano società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema era quello della vendita porta a porta, le anziane sole che firmavano contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. Dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali, le donne venivano convinte a
procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. Ad un'anziana padovana in 3 anni avevano venduto di tutto, compreso un apparecchio per la magnetoterapia, facendole spendere 22.000 euro, 1.200 le vittime accertate non solo a Padova, Treviso e Venezia, ma anche a Udine, Trieste e in numerose città d'Italia. Donne sole, ultra settantenni, che spesso vivevano con una pensione minima e che venivano colpite nella loro buona fede da persone senza scrupoli o con grandi abilità di persuasione, che poi continuavano a vendere prodotti sotto minaccia di presunte azioni legali. Per questo viene contestata all'organizzazione anche l'estorsione. È stato l'alto tenore di vita ostentato dagli indagati ed i sospettiri finanzieri che hanno iniziato i controlli e individuato le migliaia di vittime carpite attraverso gli elenchi di alcune società di vendita. Ecco allora i consigli della Guardia di Finanza per tutelare i cittadini. Evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori. Manca da casa da 4 giorni Matteo Salvador, 36enne residente a Castelfranco Veneto, che si è allontanato dalla propria abitazione alle 12 del 16 gennaio scorso facendo perdere le proprie tracce. La scomparsa è stata già segnalata ai carabinieri che si stanno occupando delle ricerche, ma segnaliamo il suo identikit per chiunque lo riconosca e possa segnalare la sua presenza. È alto 1,75, di copertura media e carnagione chiara, i capelli mossi neri e occhi castani e ha tatuaggi su tutte le dita delle mani. Al momento dell'allontanamento indossava jeans scuri, scarpe da ginnastica di colore blu, giubbino di colore verde. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il 112. La squadra mobile di Treviso ha scoperto una casa di appuntamenti in pieno centro storico. 5 le ragazze di nazionalità cinese che si prostituivano, 2 gli indagati. C'era un via vai avanti e indietro nella stradina, beh, era chiaro che c'era qualcosa lì, perché c'era troppa gente. Gli altri residenti si lamentavano? Beh, noi qui vicino ci eravamo accorti tutti di queste cose. Via Nicolò De Rossi è una piccola strada che collega via Dall'Oro a via Isola di Mezzo, a 2 passi dalla chiesa di San Nicolò. Quel continuo via vai di uomini a tutte le ore del giorno e della notte non era passato inosservato tra i residenti che avevano nutrito in questi mesi alcuni sospetti che hanno trovato conferme quando qui è scattato il blitz della squadra mobile di Treviso, che in un appartamento ha scoperto una casa di prostituzione. 5 le ragazze cinesi che incontravano i clienti, operai, impiegati, ma anche professionisti. I contatti avvenivano tramite annunci online. Gli agenti hanno anche individuato i presunti gestori della casa d'appuntamenti, una 64enne sandonatese e una donna cinese di 39 anni, indagati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Da quanto emerso, i 2 avrebbero gestito anche un secondo appartamento a San Donà di Piave. L'attività in centro a Treviso aveva creato molti malumori tra i vicini dell'appartamento dove avvenivano gli incontri. Più volte avevano manifestato il loro fastidio per quel continuo andirivieni di persone. Le lamentaglie riguardavano soprattutto il rumore del campanello che suonava di giorno e di notte, al punto che nell'ultimo periodo i clienti non citofonavano più, ma mandavano direttamente un messaggio alle ragazze che aprivano loro il portone. Le indagini della squadra mobile continuano. Nei prossimi giorni verranno ascoltate le 5 giovani, ma anche i clienti. Ed ora ci spostiamo a Paese. Il parroco di Castagnole corre ai ripari dopo il raid di furti nella frazione dei giorni scorsi. Chiesa chiusa un paio di ore al pomeriggio, i fedeli ha fatto bene. Mentre le campane suonano alle 12, il custode chiude le porte della chiesa di Castagnole. Come recita il cartello appeso al portone d'ingresso, riaprirà alle 15. La sofferta decisione presa dal parroco Don Michele Secco dopo l'escalation di furti che ha interessato la frazione di Paese negli ultimi giorni. Anche la stessa parrocchia è finita in passato nel mirino dei malviventi.
Siamo arrivati all'assurdo ormai, che una chiesa deve essere chiusa all'accesso ai nostri concittadini per queste problematiche qua. Trovo che siano veramente una cosa che noi non avevamo mai visto. D'altra parte il parroco stesso mi dice che dopo 3, 4, 5 tentativi di furto, alcuni andati anche in porto, non possiamo assolutamente registrare continuamente questo tipo di vandalismo. Il fatto è che vengono rubate le offerte ai poveri e ai defunti, e quindi la cosa è ulteriormente fastidiosa. Una decisione, quella di Don Michele, condivisa anche dagli stessi fedeli. E va bene così, perché sono tanti furti in giro, tanti delinquenti. In questo periodo i furti sì, ce ne sono stati molti e sì, la gente ha questa sensazione di paura sicuramente. Il parroco la chiude perché è stato comunque vittima più di una volta di qualche furto, e la gente è un po' dispiaciuta perché magari potrebbe andare un po' più spesso, e anche le cassette dell'Advar anche da noi sono state portate via. E certo, se che si ladri bisogna... Che ha fatto bene a chiudere. È un dispiacere darla vinta magari alle persone che purtroppo fanno queste cose qua, chiudendo un po' la comunità, ecco, mi dispiace. Negli ultimi giorni Castagnola è stata bersagliata dai ladri entrati in azione mentre i proprietari erano in casa, lasciando danni e una forte preoccupazione. Noi come comune abbiamo fatto tutto il possibile, spiega il vice sindaco, anche sul fronte controlli più di così non si può fare. Non possiamo militarizzare il territorio, quelli che abbiamo sono già sufficientemente impegnati, sono bravissimi, controllano il territorio. Noi dobbiamo avere la certezza della pena e dovremmo avere la certezza che la proprietà privata è sacra. Quindi chi viola la proprietà privata deve essere punito in maniera esemplare. Dormiva in tenda nel parco comunale di San Giovanni Bisco a Conegliano, espulso il 50enne pakistano, con lui la polizia ha accompagnato alla frontiera altre 2 persone. È stato accompagnato dalla Polizia di Stato alla frontiera il 55enne pakistano irregolare nel nostro paese, rintracciato dalla Polizia locale di Conegliano mentre dormiva in tenda in un parco comunale in centro città. Il rimpatrio rientra nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e di allontanamento dei cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Analogo provvedimento per un cittadino albanese 42enne pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, condannato nel 2019 a 2 anni di reclusione per il trasporto e la detenzione di diversi chili di marijuana destinati alle piazze della provincia, ed arrestato nuovamente nel novembre 2024 per una piantagione di marijuana scoperta nelle campagne di Roncade. Il questore ne ha disposto l'immediato accompagnamento alla frontiera con imbarco su un volo per Tirana. Ed ancora alto rimpatrio per un kosovaro dell'83 già destinatario di un precedente provvedimento eseguito a gennaio 2025, arrestato nell'agosto dello scorso anno per essere rientrato illegalmente in Italia. Aveva tentato di sanare la propria posizione presentando un'istanza di protezione internazionale, poi rigettata. Grave incidente stradale per la sindaca di Fontanelle Maurina Sessolo domenica sera mentre rientrava da Trento dopo aver arbitrato una partita di volley. Non è fortunatamente in pericolo di vita, a lei la solidarietà di sindaci e concittadini. Non è in pericolo di vita, ma è rimasta vittima di un incidente gravissimo. La sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, 52 anni, coinvolta in un grave scontro frontale avvenuto domenica 18 gennaio sulla statale Valsugana. Sull'altro veicolo un ragazzo di 21 anni. Lo schianto poco dopo le 19 in località San Cristoforo al Lago. Sul posto 2 ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco di Pergine Valsugana, Caldonazzo e Levico, insieme alle forze dell'ordine, a testimonianza della gravità del sinistro. Fortunatamente la donna dovrebbe riuscire a cavarsela con lesioni di media gravità. Il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, ha espresso solidarietà alla sindaca da parte di tutti i sindaci del Veneto. Abbiamo voluto portare l'affetto e la vicinanza da parte di tutti i colleghi del Veneto, perché siamo una grande squadra e quindi quando uno di noi subisce un incidente o succede qualcosa di grave ci piace stringerci attorno, è quello che stiamo facendo proprio con la collega, augurando ovviamente pronta guarigione.
Solidarietà anche da parte del presidente della provincia uscente, Stefano Marcon. Gravi incidenti come questo, ha scritto, lasciano sempre interdetti e senza parole, riaccendendo ogni volta in noi la consapevolezza che basta davvero un istante per cambiare tutto. Ancora un augurio a Maurina. Sulle dinamiche dell'incidente si sta ancora indagando. Entrambi i conducenti sono stati portati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. La sindaca non ha mai perso conoscenza durante tutte le operazioni e ha già iniziato la lunga convalescenza per le ferite riportate. Appena sarà possibile verrà trasferita al Cafoncello di Treviso. La donna stava rientrando a casa da Trento, dove aveva arbitrato la partita di Superlega maschile tra il Trentino Volley e l'Allianz Milano. La sindaca è infatti arbitro di pallavolo dal 1990. Grande affetto sta dimostrando anche la comunità di Fontanelle, dove la sindaca era attesa alla festa della polizia locale. Colgo l'occasione di augurare quanto prima la guarigione della nostra signora sindaca Maurina Sessolo, la quale questa sera l'aspettavamo con grande gioia alla nostra festa dei vigili urbani, comunque sarà nel nostro cuore. Ed ora lasciamo per un momento la cronaca e parliamo della fiamma olimpica che è arrivata a Vicenza, per noi sul posto Daniele Garbini e Simone Squarcina. Daniele, buonasera. Buonasera Daniela, grazie, proprio appena in tempo perché il clou della festa è proprio appena avvenuto pochi secondi fa. Come Gabriella Dorio l'abbiamo fermato un secondo proprio per voi, per darci la sua sensazione, una delle pedofore vicentine che è d'eccellenza, insomma, sì. Ex appena finito hanno imprigionato il fuoco olimpico dentro la lanterna, però rimane sempre vivo, quindi ce l'abbiamo dentro nel cuore noi atleti. È stata un'emozione grandissima e grazie anche a tutta Vicenza che è stata lungo le strade e poi qua in piazza erano tantissime, bello. Quindi adesso l'aspettiamo più avanti, altri appuntamenti, insomma, e soprattutto le Olimpiadi. Beh certo, l'Olimpiade è sempre l'Olimpiade, per un atleta l'Olimpiade è un'altra cosa, quindi ce l'abbiamo dentro nel cuore. Intanto grazie, la lasciamo andare. Ecco, Daniele, in questo momento, grazie ancora Gabriele. Ecco, questo era proprio l'epilogo di quello che è stato qui in questo momento la grande festa in Piazza di Signore a Vicenza, per quello che era la 44esima tappa della fiaccola olimpica. Insomma, ricordiamo che è iniziata il 6 dicembre scorso da Roma e poi ha percorso un po' tutta l'Italia, concluderà il 6 febbraio a Milano, a San Siro. Ecco, una tappa vicentina che era tanto attesa anche perché è stato un momento storico per riportare in auge quelli che sono i valori olimpici. Oggi abbiamo sentito i vicentini, come diceva un attimo fa Gabriella, insomma, che è necessario ricordare, ripristinare anche in un momento così di difficoltà. È importante ribadire anche il valore dello sport e della solidarietà. Ricordiamo che domani ci sarà la 45esima tappa, sarà sempre nel Vicentino per poi andare a Padova domani sera. Domani passerà per l'Alto Vicentino, Schio, Asiago e Bassano del Grappa. Per il momento la festa è conclusa, il braciere adesso ormai è spento un attimo fa, ma abbiamo registrato le immagini e restano nel cuore della memoria dei vicentini. Da Vicenza è tutto per il momento. Daniela, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche a Simone Squarcino. Ovviamente noi continueremo a seguire le tappe della fiaccola olimpica. Ora però torniamo a parlare di cronaca e andiamo a Conegliano. È stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per lesioni stradali gravi, fuga ed omissione di soccorso. L'albanese di 38 anni che nel novembre del 2021 a Parè di Conegliano travolse una 28enne nigeriana incinta di 6 settimane. L'automobilista dopo l'incidente scappò senza prestare soccorso e andò direttamente dal carrozziere per far riparare la vettura. La donna, ricoverata in ospedale nonostante le ferite, riuscì a salvarsi e portare a termine la gravidanza. Il giudice ha fissato con la formula della provvisionale un risarcimento dei danni di 2.000 euro, ma la quantificazione definitiva avverrà nel corso di un diverso giudizio civile. E grande festa oggi per le polizie locali e regionali che si sono date appuntamento in Piazza Rinaldi per celebrare la giornata dedicata a San Sebastiano, il loro patrono, e c'è stato anche il modo di ricordare il compianto ex comandante Andrea Gallo. Una grande
festa per le polizie locali regionali riunite per celebrare il loro santo patrono, San Sebastiano, prima in Piazza Rinaldi, poi a San Francesco e infine a Santa Caterina, dove sono stati premiati tutti coloro che si sono distinti sia durante le ore di servizio ma anche fuori, perché un agente della polizia locale si prende cura della sua comunità sempre e comunque. Chi fa parte del corpo della polizia municipale in fondo è la prima presenza immediata, i vigili fanno parte subito dell'immediato ricorso del cittadino, per cui sicurezza, legalità, convivenza passano attraverso la vostra divisa. Per questo noi siamo grati a questa celebrazione, a voi che siete qui, rendiamo grazie per il vostro servizio e preghiamo San Sebastiano, il patrono del vostro corpo, perché sia veramente per voi, per le vostre famiglie, un protettore, una guida, un aiuto. Alle donne e agli uomini della locale i cittadini chiedono di tutto, ha detto il sindaco Mario Conte, dalla segnalazione del rifiuto a quello dell'ubriaco, dall'erba alta al lampione rotto. Se non ci fossero loro, le nostre città sarebbero molto poco sicure, e un pensiero va anche al comandante Gallo. In ogni provincia le donne e gli uomini che indossano la divisa della polizia locale svolgono dei servizi fondamentali per l'equilibrio e la tenuta sociale delle nostre comunità. Sono sempre di più le richieste che facciamo alla polizia locale, però sono sempre di più le risposte che queste donne e questi uomini riescono quotidianamente a dare. Il comandante Gallo, che ha dato un'impostazione incredibile al comando della polizia locale di Treviso, e adesso in continuità Patrick Antonello ha preso in mano la sua eredità, però devo dire che i valori che il comandante Gallo ha saputo trasmettere ai nostri operatori si manifestano quotidianamente nel servizio che svolgono. Effettivamente lo spettro di attività sulle quali siamo richiesti ed è richiesto il nostro intervento è veramente amplissimo. Questo significa che dobbiamo essere preparati ogni giorno ed è uno dei motivi per cui tra le nostre attività c'è la formazione. La formazione è un qualcosa di imprescindibile e su cui puntiamo tantissimo. Tantissime le autorità presenti, dal questore al prefetto, dal vicepresidente della regione ai più alti gradi delle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, tutti uniti per rendere le città più sicure e vicine ai cittadini. Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua di nuovo in diretta in studio. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, siamo alla politica, le due anime della Lega tornano a scontrarsi, da un lato Roberto Marcato, dall'altro Stefano Valdegamberi ieri sera al ring, duello senza esclusioni di colpi su Vannacci e i suoi presunti rapporti con la massoneria dopo l'inchiesta di Report. P2 è lo schifo di questo paese. È la parte peggiore del paese. Quindi fare una cosa che si chiama P3 mi fa altrettanto orrore. E pensare che questi sono sostenitori, finanziatori, a quanto sembra, di Vannacci, dei suoi... Io sono preoccupatissimo. Ora, questo è un elemento su cui va fatta chiarezza. Niente soldi al partito, nuove fondazioni create all'insaputa di Salvini e soprattutto legami con la massoneria. Non poteva passare inosservata l'inchiesta di Report sul mondo del generale Roberto Vannacci, con il diretto interessato che ha già parlato di notizie false e di una trasmissione, quella Rai, faziosa e pretestuosa. Ma se da un lato per Roberto Bulldog Marcato i sospetti sono troppo gravi per passare in cavalleria, dall'altro Stefano Valdegamberi, anche lui della Lega, ma vicino al generale, usa tutt'altri toni. Io non faccio certamente parte della massoneria, ma creare una trasmissione cercando di così buttare del fango sulle persone, attaccandosi tra l'altro su questioni, su persone che uno frequenta. Io sono convinto che tra quelli che frequento quotidianamente, anche nell'attività politica, ci siano molti che hanno aderito alla massoneria. Io sono stato invitato a farlo anni fa e non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Ma la frattura è più profonda e va oltre l'inchiesta di Report. Riguarda l'anima del partito, che per Marcato non è certo quella vannacciana. Anche su questo, dice, serve una riflessione profondissima. Ma la connotazione era quella di sindacato del territorio, non di estrema destra che parla di generazione X, della decima, di queste cagate, perché inneggiare alla decima è una cagata, non si può. Ecco, questo non è la Lega.
Già, ma quale Lega? Valdegamberi va all'attacco di quella Zaiana che ora poggia su un preciso manifesto. È la Lega arcobaleno di Zaia che propone il manifesto vuoto di Zaia. Lega. Io ero abituato che la Lega era quella delle battaglie, era quella dell'autonomia, che era quella del territorio. Il primo punto del giorno posto da Zaia sembra quasi quello del fine vita, dobbiamo lavorare per l'eutanasia come obiettivo della Lega. Fine vita che Marcato dice essere un tema sentito trasversalmente, quanto ai diritti civili le chiacchiere starebbero a zero. Possiamo immaginare che in un partito popolare come il nostro, dove tra l'altro una montagna di dirigenti sono omosessuali, parlare ancora di anormalità dell'omosessualità possa essere un tema politico. Cioè Io mi vergogno. Parlare mi pare battute da osteria, cioè non deve essere neanche più un argomento. L'omosessualità non è un tema politico, perché non è un tema. Lega contro Lega con Valdegamberi che come ultimo coup de théâtre imbraccia la chitarra e canta De Gregori. La dedica non serve nemmeno esplicitarla. Generale dietro la collina, lunga la notte, buia ed assassina, in mezzo al gatto c'è una contadina, curva sul tramonto. Ed ora una notizia giunta in redazione, una tragedia avvenuta in una palestra nella zona di Casier. La ragazza, poco più che ventenne, studentessa universitaria, si stava allenando quando ha accusato un malore. La situazione sarebbe precipitata una volta arrivata in pronto soccorso. Qui è avvenuto il decesso, inutile ogni tentativo di salvarla. Ora ci sono gli accertamenti in corso. Una ragazza, vi ricordo, di 22 anni, è accaduto in una palestra, portata in pronto soccorso verso le 13. La situazione purtroppo è progressivamente peggiorata fino alla morte. Ovviamente torneremo a parlare di questa tragedia nel corso dei nostri prossimi telegiornali. Ora andiamo avanti con l'edizione di Treviso. Una delegazione di imprenditori di Coldiretti Treviso oggi a Strasburgo in corteo fino al Parlamento europeo. Chiare le richieste arrivate durante la mobilitazione: fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere nel nostro mercato, da qualunque paese provenga. Servono inoltre più controlli, perché oggi il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere. È la posizione degli agricoltori che chiedono alla Commissione europea di difendere le produzioni europee, i cittadini, i consumatori e la sicurezza del cibo. Ed ora siamo arrivati a Belluno e provincia. In primo piano la cronaca: è scomparso all'età di 79 anni Renzo Poletti, figura chiave nel movimento referendario di Lamon, che negli anni 2000 portò il suo paese al centro di una delle iniziative più peculiari di democrazia diretta in Italia. Lamon piange la morte di Renzo Poletti, 79 anni, da molti ricordato come il padre dello storico referendum volto al distacco del comune dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento. Il suo ruolo di primissimo piano: Poletti fu nominato delegato effettivo per la procedura referendaria, che lo rese figura centrale nel percorso formale e amministrativo necessario per portare la consultazione alle urne. Il referendum del 2005 fu un momento storico per Lamon. Con una significativa partecipazione, la stragrande maggioranza degli elettori votò a favore del quesito, esprimendo l'idea di legami socio-economici e culturali più stretti con il Trentino rispetto alla pianura veneta. In seguito al voto, pur non essendo stata completata l'effettiva ricollocazione amministrativa del comune, l'iniziativa referendaria è diventata un simbolo di attivazione civica e di impegno nella democrazia diretta locale. La vicenda è stata così significativa da dare vita anche al neologismo lamonizzare, usato per descrivere l'uso innovativo dello strumento referendario in contesti locali italiani. Renzo Poletti perciò è ricordato non solo per la sua leadership nel percorso referendario, ma anche per la capacità di mobilitare cittadinanza e istituzioni su un tema complesso di identità territoriali e partecipazione popolare.
Il suo ruolo ha contribuito a inserire la MON nel dibattito nazionale su autonomia e decentramento amministrativo, attirando l'attenzione di parlamentari e osservatori politici. La morte di Renzo Poletti segna la scomparsa di una figura determinante per la storia recente di Lamon e della provincia di Belluno. L'ultima esperienza amministrativa di Poletti come consigliere comunale nell'amministrazione di Ornella Noventa. La sua dedizione al coinvolgimento civico locale e alla democrazia diretta lascia un'eredità significativa nella comunità di cui è stato portavoce e protagonista. Dopo metà legislatura tutti a casa è quello che è accaduto a Lamon, dove assessori e consiglieri hanno dato il benservito al sindaco Loris Maccagnan. Municipio di Lamon, il prossimo a entrare da questa porta dovrà essere il commissario prefettizio, perché quasi tutta la maggioranza e metà dell'opposizione si è dimessa e il sindaco Loris Maccagnan è caduto. Siamo un po' delusi, il paese completamente, ma è già 3-4, ma anche la giurisdizione prima era questa storia. Cioè non sia stato fatto niente in 4 anni. Non bello l'articolo sul giornale, non si può scrivere sindaco incapace in grande così. Sono cose un po' delicate, ma comunque diciamo che avranno fatto le sue scelte. È strano comunque sia che sia successa questa cosa, non immaginavo potesse succedere, ecco. È grave perché mi pare un bravo ragazzo, e la metto là a usarlo come burattino e dopo non andava più bene, la tira via. È finito, a suon di dimissioni collettive, il mandato da sindaco di Lamon per Loris Maccagnan, che si è chiuso in più stretto riservo. I suoi gli avrebbero chiesto le dimissioni, lui non le ha date e larga parte della sua maggioranza, con metà dell'opposizione, ha deciso di porre termine alla legislatura iniziata nel 2022. Il prefetto ha nominato, per assicurare la piena funzionalità dell'ente, Gianpaola Modolo, viceprefetto vicario, quale commissario prefettizio. Ai cittadini Lamon poco sembra interessare. Papà ne fanno un altro. Ah, non ne mettono né sale né pepe. Va bene o male? Mi mangio lo stesso. Io mangio lo stesso. Domanda di riserva? Se le fa piacere o se le dispiace? Non è una delle due. Non mi dispiace e non mi fa piacere. E cosa ne pensa? Che prima o poi doveva succedere, perché sinceramente vedere uno giovane, un sindaco giovane così, poca esperienza, mi sembrava un po' scontato che succedesse una cosa del genere. Non comment. Perché non comment? Siamo anche senza, come si dicono qua? Enuncia, perché non comment? Siamo senza preti, quindi possiamo stare anche senza sindaco. Il paese è andato in rovina, non c'è più il prete, non c'è più il sindaco, non c'è più niente, qua le vie sono tutte sfasciate. Abbiamo tutto un casino qua alla Mon, un disfacimento totale. Passi avanti verso la reindustrializzazione della Idro di Feltre. Oggi al tavolo ministeriale, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti delle aziende e delle segreterie nazionali e territoriali di FIM, FIOM, UILM e dell'RSU, ufficializzata la nomina di un advisor specializzato per la ricerca di un soggetto che dovrà subentrare all'attuale proprietà. Per i sindacati prioritaria la permanenza di Idro a Feltre. Quanto alla cessione per FIM, FIOM e UILM è necessario che l'advisor agisca all'interno di un protocollo di intenti con il Ministero nel ruolo di garante. Nello stabilimento, frattanto, permangono forti criticità causate dalle uscite di personale che debbono essere fermate se si vuole mantenere il sito efficiente, produttivo e credibile agli occhi degli investitori. Ed ora la cronaca, non si fermano all'ALT della polizia e si danno alla fuga. È accaduto sabato all'alba durante un'attività di controllo nel territorio di Longarone. Gli agenti delle volanti si sono messi all'inseguimento dell'auto che è stata bloccata. Il ragazzo seduto lato passeggero ha gettato dal finestrino un involucro che al controllo è risultato contenere 25 grammi di hashish. Gli accertamenti proseguiti nell'abitazione del giovane hanno consentito di scoprire una coltivazione domestica di
marijuana in casa. I poliziotti hanno trovato e sequestrato 4 piante di grandi dimensioni. Il ragazzo è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di coltivazione e produzione di stupefacenti. Alla prova dell'etilometro il conducente della macchina è risultato positivo e per lui è scattato il ritiro della patente. I 2 giovani sono stati indagati anche per resistenza, avevano tentato la fuga all'ALT della polizia. Sci montagna e addestramento d'eccellenza. A Selva di Val Gardena torna Arma 1814 Ski Challenger, la più complessa esercitazione alpina dei carabinieri, trasformata in una grande manifestazione sportiva e aperta al pubblico in vista dell'eminente appuntamento olimpico. Tic, tic, boom. Sulle piste delle Dolomiti l'addestramento diventa spettacolo. Da venerdì prossimo al 1° febbraio Selva di Val Gardena ospita la seconda edizione di Arma 1814 Ski Challenge, l'evento che unisce sport, formazione e valori istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. Oltre 200 carabinieri insieme ai militari delle forze di polizia di Francia, Svizzera, Slovenia, Germania e Austria e una piccola rappresentanza del Qatar e rappresentanze straniere si sfidano in prove ad alta intensità. Sci di fondo, slalom gigante, sci alpinismo a pattuglie con tiro di precisione sulle piste del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena. Una competizione unica che mette alla prova preparazione fisica, tecnica e capacità operative in ambiente montano. Non ci saranno i 3 atleti carabinieri in forza nel bellunese per i concomitanti servizi predisposti per le imminenti Olimpiadi. Arma 1814 Ski Challenge è anche un evento aperto al territorio, concerti della fanfara, dimostrazioni aerei con gli elicotteri dell'Arma, mezzi storici e moderni, attività per le scuole, un parco avventura dedicato ai più piccoli, animano un ricco calendario che coinvolge Val Gardena, Cortina e l'Alta Val Pusteria. Momento particolarmente suggestivo, la fiaccola notturna sugli sci il 30 gennaio e la valorizzazione luminosa del sacrario militare di Pocol nel segno nella memoria dei caduti della Grande Guerra. A sostenere l'iniziativa anche grandi campioni dello sci come Alberto Tomba, Hermann Maier e Federica Brignone. Un evento che guarda al futuro, anche olimpico, e che racconta l'Italia della montagna, della sicurezza e della passione per lo sport. E prima di chiudere la notizia con cui che abbiamo dato nel corso di questa edizione, la morte di una 21enne, un malore avuto durante una seduta d'allenamento in una palestra tra Casiera e Preganziol. La giovane studentessa universitaria è stata portata d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove purtroppo è morta poco dopo. Ora sono in corso gli accertamenti per capire la causa di questo tragico decesso. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.